Eder. Mech. Pallister. Trieste, mattina che non finisce mai. C'è chi ancora rincorre la favola della sosia di Liliana come se fossimo a un casting per comparse con passo identico, pettinatura identica e tempismo perfetto. E mentre il pubblico guarda il dito, la sosia, la luna è altrove. Il vero sosia, tenetevi forte, è l'uomo che appare nei racconti altrui e scompare nei riscontri. Nome e cognome: Claudio Sterpin. Non un clone, una presenza ombra. Da lontano sembra la versione definitiva dei fatti. Quando ti avvicini per chiedere i documenti della scena, sfuma nel controluce. Il cuore del teatrino è semplice. La proprietaria di un negozio di telefonia dice che una decina di giorni prima del 14 dicembre sarebbero entrati Liliana e Sterpin per una nuova SIM. La memoria dell'esercente è vivida. Lui senza documenti, pratica che non parte, e quella frase che sembra scritta da un giallista in pausa pranzo: non la puoi fare tu, se no quello ti becca di nuovo. Il sottinteso è chiaro. Serve una scheda che non esponga lei, perché qualcuno tiene d'occhio. Se fosse andata così, aprirebbe una porta pesante su contatti, coperture e percorsi paralleli. Poi però entra in scena il nostro sosia maschile. Sterpin capovolge il tavolo, nega l'entrata in negozio con Liliana 10 giorni prima, nega l'assenza di documenti, nega la frase. Versione contro versione. E qui l'ironia è inevitabile. Per settimane qualcuno ha inseguito la gemella di Liliana in ogni pixel sgranato, ma l'unico raddoppio che funziona davvero è quello di Claudio. C'è lo Sterpin dei racconti, che entra in negozio, sussurra, dimentica la carta d'identità, e lo Sterpin delle smentite, che lì non c'è mai passato. 2 ruoli, un attore. Il vero sosia è la versione che doppia se stessa. Nel frattempo, la leggenda della sosia femminile continua a fare il giro dell'isolato. Ogni volta che un dettaglio non torna, ecco la toppa magica. Forse non era lei. Perfetto, così si spiega tutto e non si spiega niente. A furia di contare millimetri di statura su fotogrammi che sembrano VHS pescate in cantina, si perde l'unico punto serio. O si produce una persona reale, nome, cognome, volto, che era lì al posto di lei, oppure si smette di usare la parola sosia, come cerotto universale per far combaciare pezzi che non combaciano. La verità non ha bisogno di comparse immaginarie. Torniamo alla SIM, che è il pezzo forte. Se davvero c'è stato un tentativo di nuova utenza nei giorni precedenti, allora chiediamo cose banali e concrete. Uno scontrino, un appunto, un numero di preattivazione, una scansione di identità rifiutata, un log di sistema. Non poesia, non me lo ricordo bene. Carta, byte, tracciati. Se invece questi riscontri non esistono, la memoria dell'esercente può essere finita nel frullatore dei giorni affollati. Succede. Ma se i riscontri esistono e dicono che qualcosa si è mosso, allora l'ombra del sosia maschile diventa ancora più interessante. Chi c'era davvero, chi parlava, chi ha detto quella frase, chi temeva quello che avrebbe beccato di nuovo. E già che ci siamo, una carezza sarcastica all'ipotesi sosia. La mattina del 14 non servono doppi, servono elementi freddi. Celle, orari, child, email, sequenze di accesso, traffico dati, contatti ripetuti. La realtà delle cose è noiosa come un registro cassa, ma è lì che si capisce chi ha veramente camminato dove, chi ha acceso cosa, chi ha provato ad aggirare chi. Il resto è teatro d'ombre. E in quel teatro l'attore che c'era non c'era è, indovinate, il nostro sosia in carne e smentite. Riassunto senza zucchero, un racconto preciso della negoziante. Liliana e Sterpin in cerca di una SIM una decina di giorni prima del 14, documenti mancanti per lui, frase sulla necessità di non intestare a lei per non farsi beccare di nuovo. Una smentita totale di Sterpin, quell'episodio non è mai accaduto. Una mitologia stanca sulla sosia di Liliana che non porta a una persona reale. Un'unica domanda sensata: dove sono i riscontri tecnici dell'episodio in negozio? Ecco perché l'ironia cade dove deve cadere. Altro che la sosia di Liliana. Il raddoppio che ruba la scena è quello di Claudio. Claudio che c'era nei racconti e Claudio che non c'era nelle smentite. Il sosia vero non è una donna fantasma che cammina nei video, è la versione dei fatti che cambia volto a seconda della luce. Finché non vediamo carte, log e date scolpite, lasciamo pure la sosia immaginaria al reparto fantasy. Qui l'unico sosia che merita il ruolo in locandina ha già un nome: Sterpin. Titolo di coda: il sosia della verità. Sebastiano e Liliana, coppia aperta. Sebastiano se la faceva con tante amiche cinesine e Liliana aveva i suoi amici, oltre te ricordiamo l'immortale Bruno Funin.
Se, come dice Sebastiano, la loro era una coppia aperta, che potrebbe anche essere, era aperta nel senso che Sebastiano andava con chi voleva, donnine in Austria, altre donnine di cui si sa, di almeno un paio ho sentito parlare anche a Trieste, eccetera, e la persona con la quale andava Lilli da 30 anni o più era Claudio, punto e basta. E questo non ha remore. Io per questo mi batterò alla morte. L'utenza Wind non esiste, la signora ha detto una grande bufala e una bugiarda, glielo dico. Io non sono mai entrato in quel negozio prima del mezzogiorno o poco meno del giorno 14 dicembre, per la primissima volta. E ripeto che ho trovato una signorina meno che 25enne che mi è venuta incontro, moreta col caschetto nero, alla quale ho chiesto se una persona come Lilli, eccetera. L'ho detto 10 volte e lei con assoluta certezza mi ha detto che, essendo stata lei ad aprire il negozio la mattina, sicuramente una figura come Lilli non è venuta là. Mentre dopo, settimane dopo, ho sentito, a me mi sembra da Gabriella, ma non voglio metterla in mezzo, che Liliana era andata alla Wind alcune settimane prima da sola, comunque con me sicurissimamente no, ecco, per cambiare il suo profilo telefonico. Ecco, di questo si sapeva. Punto. Io guarda, io lo dico sempre, lo dirò sempre, aver vissuto 32 anni con Liliana, io auguro a tutti gli uomini, a tutte le donne, di passare 32 anni come l'abbiamo passato noi. Non stiamo a confondere le cose, cioè amicizie sì, tante, tantissime. Noi eravamo, diciamo, dei lupi solitari per conto nostro, andavamo con i familiari, quando c'era i compleanni, quando c'era Pasqua, Natale, queste cose qui, ma altro in realtà non facevamo, insomma, no? Noi eravamo in simbiosi, in sintonia, cioè eravamo, secondo me, una coppia ideale. Essere indagati non mi crea, ti dico, assolutamente nessun problema, non sono accusato di niente. Identificare o collocare sul posto del delitto non ce ne sono. Io personalmente sono sereno, tranquillo, non ho niente da nascondere, non ho nessuna responsabilità su quello che è successo a Liliana. Lui secondo me ha frainteso il modo di fare di Liliana, così sorridente, amicale, tutto quello che vuoi, e così colà, magari gli diceva sì, come per dire ma sì, no, come si usa qua a Trieste, bien bon, dai, capisci? È stato un po' travisato, un po' anche autosuggestione, secondo me. Lui si trovava magari in una situazione che aveva perso la moglie, che anche l'età, forse aveva bisogno più di una badante che di una compagna, capisci? Che prospettive poteva dare Liliana? Cioè, capisci? Per carità, uno può anche vivere 120 anni, però all'età sua, insomma, però credimi, la storia di Liliana è una sua illusione mentale. Ma se anche fosse vero, nel senso che magari nella tua testa c'era questa certezza, quella, ma io, conoscendo Liliana, che conoscevo tutto di Liliana, io di questo non ci credo assolutamente. Per me è una vergogna, è veramente una cosa orribile. Prova a pensare, capisci? Prova a pensare. Io dico a tutti quelli che stanno guardando la trasmissione qua e là, provate a pensare, tu hai perso la moglie e viene uno e dice io ero l'amante. Se Lilli fosse stata aperta come Sebastiano nei suoi rapporti di coppia, Claudio ne sarebbe uscito già qualche decennio fa, non anni, e poi soprattutto l'ultimo anno. Lui si dimentica di dire quanto il suo matrimonio era strafinito da diversi anni. Io ho detto un numero anche, ma non voglio ripeterlo, da diversi anni
il suo matrimonio era finito. Lui continuava la sua vita da uomo libero, dall'altra metà della coppia, intendo. Lilli pensava a Claudio e a nessun altro, questo dovrebbe metterselo in testa obiettivamente, Sebastiano. Io sono convinto che lo fa, che lo sa, per cui recita benissimo, anche se vogliamo, ma questa è una recita, punto e basta. Questo è il concetto. Non esiste che Lilli fosse stata la mezza coppia di cui lui parla. Non esiste, non esiste, altrimenti non saremmo qua a parlarne. Sarei uscito probabilmente decenni prima, se avessi saputo che Lilli aveva una tendenza di quel tipo. Ma non ne parliamo almeno per l'ultimissimo anno, quando noi abbiamo in qualche maniera tirato i fili e deciso del nostro futuro. Io ho già dato mandato al mio avvocato che è là di sporgere querela nei confronti della signora della Wind, perché voglio andare in fondo. A me di bugiardo non mi darà nessuno. Io invece ricordo quello che è successo. Lei va a tentoni, è una bugiarda, glielo dico in diretta. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.